Allora, parto dalle ultime vicende di oggi. Oggi abbiamo dimostrato con una certa forza che davanti all'IKEA, se vogliono avere fuori dall'IKEA sempre, non dico tutti i giorni, ma quando scegliamo noi, 250 persone come oggi, fatta questa presenza fatta da lavoratori della TNT, della GLS, cioè quei lavoratori che non sono rappresentati dal sindacato in generale, ma che sono lì per esprimere la necessità di una difesa di quelle che sono le loro condizioni di lavoro e di salario. Se vogliono questo scontro, noi andremo avanti con questo tipo di scontro. Pensiamo che il problema sia irrisorio dal punto di vista sindacale, ma oggi lo scontro avviene sul fatto se deve esistere il sindacato all'interno di questi magazzini o non ci possa essere un sindacato che organizza i lavoratori. Noi ripetiamo 1000 volte che stavamo difendendo quali erano le condizioni salariali e normative che il contratto nazionale impone. Siccome questi signori, pur aderendo a questo contratto nazionale, molti di loro sono anche elementi che partecipano ai tavoli di trattative a livello nazionale. Sono questi signori con CGIL e CISL-UIL, con le istituzioni, con l'ispettorato del lavoro, con la provincia, con tutti questi signori a livello istituzionale che si trovano e dicono che all'interno dei magazzini i lavoratori dovrebbero prendere 17,40 € e poi troviamo delle situazioni dove i lavoratori hanno nella busta paga 450 €, vorremmo che questi signori, a partire dai sindacalisti, fossero loro a prendere quella cifra e non fossero soltanto cifre che magari si mettono in tasca loro perché sono collusi insieme con i padroni. Come può vivere un lavoratore con 450 € al mese? Noi abbiamo chiesto, siamo partiti dal fatto che volevamo che questi... Non abbiamo chiesto una nostra piattaforma, abbiamo chiesto che fosse applicato il contratto nazionale, che nel contratto nazionale si dice che ogni lavoratore dovrebbe fare 168 ore al mese. Se il lavoratore fa 70 ore al mese, se ne fa 80, prende 450 €, 600 € massimi. Come fa a vivere un lavoratore date queste condizioni? E allora su questo aspetto non ci stiamo. E dov'è oggi l'elemento di contrasto? Loro hanno detto che questi 14 che hanno sospeso avrebbero fatto delle cose incredibili. Noi aspettiamo ancora oggi di capire quali sono le cose incredibili. Leggiamo le lettere che ci hanno mandato per le sospensioni e sono lettere perché? La maggior parte perché hanno scioperato. Oggi lo sciopero, fino ad oggi ancora, è possibile portarlo avanti ed è legittimo scioperare all'interno delle aziende. Avrebbero fatto il gravissimo errore di scioperare insieme con noi. Ora è chiaro che se vogliono, colpire dal punto di vista disciplinare, se sono delle infrazioni disciplinari, ci sono degli organismi anche dal punto di vista contrattuale e eventualmente legale per poter eventualmente prendere dei provvedimenti. Ma non possono chiederci da un lavoratore dell'IKEA che venga spostato eventualmente in un altro magazzino. È come se un lavoratore della Fiat fosse colpito e gli si dice che deve andare a lavorare all'Esselunga. Se il lavoratore è colpito all'interno di un'azienda deve essere colpito perché deve avere delle sospensioni, ma per quel lavoratore entra all'interno dell'azienda una volta finito quel periodo di sospensione. Nella realtà qui vogliono eliminare gli attivisti del sindacato che sono all'interno di questa azienda e se colpiscono questi attivisti non c'è più la possibilità degli altri lavoratori. Guardate che noi siamo partiti a luglio con 220 iscritti, oggi ne abbiamo 100 perché li hanno eliminati, hanno paura. Oggi ci dicono che, oggi vediamo scritto e ci dicono che vogliono buttare fuori 100 altri 7 lavoratori. È un elemento di ricatto di gettare degli lavoratori, altri lavoratori contro di noi, per dire guardate che questa crisi è una crisi dovuta al fatto che c'è il Sicovas all'interno di questa azienda che fa gli scioperi all'interno di questa azienda. Voi pensate che per 4 lavoratori che non vogliono fare entrare
si possa mandare in crisi un'azienda. Se fosse così allora scioperiamo tutti e manderemo in crisi tutta l'Italia se fosse questa cosa qui. In realtà è un pretesto per tenere fuori dall'azienda il sindacato e come tale noi non permetteremo che questo possa avvenire. Sappiano questi signori che noi oggi abbiamo una forza all'interno dell'azienda che non è data dalla forza delle istituzioni, ma dal fatto che abbiamo i lavoratori con noi, delle grandi aziende della logistica, e se sarà necessario, come questa mattina 147 lavoratori sono venuti precettati da noi per venire a sostenere lo sciopero davanti all'Ikea, e quindi andremo avanti anche negli prossimi giorni sostenendo questo tipo di sciopero.